Si ricomincia. È ripresa martedì pomeriggio la lunga marcia di avvicinamento alla semifinale playoff di andata contro l'Arezzo, che ha portato i rossoblù a ritrovarsi sul manto erboso dello Scida, nonostante l'afa e una temperatura prossima ai 30 gradi. Mercoledì doppia seduta lavorativa divisa in due fasi. Mattinata prettamente aerobica agli ordini del preparatore atletico Borelli, che ha risvegliato i muscoli di Galardo e compagni. Nel pomeriggio tattica con esercitazioni su possesso e non possesso palla e partitella finale. Lavoro differenziato per Luca Paponetti, che dovrebbe recuperare per la sfida di andata contro gli Amaranto Toscani. Il gruppo è carico, determinato e pronto per la snervante appendice dei playoff, giunti quest'anno alla 16ª edizione. Un ruolo determinante lo giocherà sicuramente la condizione fisica, ma anche la componente mentale avrà il suo peso. Ognuno di noi va più convinto, perché affrontare il playoff da terzi si sa, si è avvantaggiato. La forza di quest'anno del Crotone è il gruppo, poi è chiaro che un giocatore può dare una mano, ma secondo me nessuno è veramente indispensabile.